Ciao, eccoci qui per un video di prodotti finiti mangiarecci. Allora, iniziamo con questo prodottino. Questo prodottino è del marchio Baby e sono questi wafer. Questi qui sono il pistacchio e vi devo dire che mi sono veramente piaciuti. Adesso qui non la vedete, ma comunque qui dentro è inserita una scatola di latta che contiene questi biscotti. In totale sono 190 grammi e vi devo dire che a gusto mio mi sono piaciuti, specialmente questo gusto, perché poi, se riesco a farvelo vedere subito senza far cadere tutto, dello stesso marchio avevo preso anche questa torta fatta di wafer, però questa sarebbe stata la nocciola. È un mio gusto personale, però questi alla nocciola non mi ha molto soddisfatto come gusto, quello del pistacchio molto meglio. Comunque ho scoperto che grazie a un negozietto qui di Castelfranco che tiene questi prodotti, ho scoperto che i wafer ci sono anche in forma di torta. Ho scoperto questo marchio di pasta, adesso non so se sia disponibile in tutta Italia perché è una fabbrica di pasta non molto lontana da qui. Si chiama Sgambaro e vi devo dire che fa dei buoni, come io ho provato questi spaghetti come prima cosa. Ho preso anche del pasta corta, però la devo ancora utilizzare, non saprei dirvi, però di questi spaghetti vi devo parlare bene. Hanno un gusto, sono saporiti che mi piace. Comunque questo è il marchio che ho utilizzato. Le zuppe sempre presenti, questa è la zuppa toscana, buona anche questa, che specialmente nel periodo invernale io li prendo perché sono un po' particolari, sono diversi da come se io facessi la passata di verdure, loro ci mettono dell'altro, sono fatte bene, sono anche fresche perché le date di scadenza non sono molto lunghe. Quando io le prendo durano 10-15 giorni, 20 giorni proprio a farla alla grande, ma non di più. E sono di questo marchio, questa qui per esempio è di questo marchio Consiglia, che è un marchio rivenduto dai supermercati Cadoro, non credo che ci sia in altri supermercati. Passiamo a prodotti di peso forma. Cioè, nel senso, io questi snack li ho presi perché quando sono a casa da sola a mezzogiorno, quelle volte che succede, mi scoccia farmi da mangiare, mi preparo questo o quell'altro, preferisco fare tutto alla sera, che poi sì, insomma, preparare 2 pasti alla sera che per me è prepararmi chissà cosa. Allora ho iniziato a prendere questi snack così, allora a mezzogiorno o l'una quando mi veniva fame, ho assaggiato anche questi snack. Questi sono biscotti, questi sono le barrette al cocco, vi devo dire sì, non sono niente male rispetto alle barrette di Fit Via, vi assicuro che questi sono molto meglio. Biscotti pan di stelle, buonissimi, rispetto alle biscuit di Nutella, questi io li trovo molto più buoni. Sono fatti come li vedete qui in foto, hanno la frolla, la crema qui, dovrebbe essere la crema, quella pan di stelle, il cioccolato qui sopra, sia il cioccolato al latte che cioccolato bianco, o cioccolato fondente, adesso non me lo ricordo. Comunque vi devo dire che come gusto nell'insieme a me piacciono molto di più di quelli della Nutella, sono questi qui pan di stelle. Un altro prodotto cioccoloso è del marchio qui Lindt Excellence ed è il limone con un tocco di zenzero. Questa barretta di cioccolato vi devo dire che mi è molto piaciuta, anche questa qui è un cioccolato come barretta, è fine, però ha quel sapore, cioè sono bilanciati bene i sapori e vi devo dire che mi è piaciuta, è anche cioccolato fondente. Passiamo a un'altra zuppa, questa qui è una vellutata ai carciofi questo marchio. Io l'ho presa in un negozio che vendono surgelati, dentro sono tipo dei
medaglioni così e ce ne sono tanti e poi vanno sciolti nella pentola ed è pronta la zuppa, non serve aggiungerci niente. Io poi di solito ci aggiungo o un po' d'olio o un po' di grana, giusto per insaporire un po' di più. Però durante lo scongelamento non serve aggiungerci niente e vi devo dire che anche questa vellutata è buona. Ho preso sempre nel negozio di surgelati queste sfizionerie, sono questi, dentro c'erano questi questo mix tra olive alla scolana, mozzarelle impanate, questi qui che non mi ricordo più come si chiamano, che quelli con il riso dentro, cioè hanno il contorno di riso e dentro c'è la mozzarella. Sto cercando se trovo il nome, però non lo trovo. Allora vediamo qui dentro se c'è suppli al ragù e mozzarella. Poi c'era questo qui che era tipo purè di patate, sempre con dentro la mozzarella. Veramente veramente buoni questi io li prendevo congelati, li buttavo in pentola a fuoco basso, li rigiravo ogni tanto e li scaldavo così, senza aggiungerci né olio né burro né niente, e vi devo dire che mi sono piaciuti. Le indicazioni mi sembrano che si possano scaldare anche al forno, però accendere il forno che si porti in temperatura e ho preferito farli in padella e ho visto che tenendo il fuoco basso sono riuscita a fare una cosa decente anche così. Ed eccoli qui i pancakes. Ho preso per la prima volta nella mia vita il siroppo d'acero, ero incuriosita di assaggiarlo e non sapevo con cosa, visto che nel vedere video, nel sentirlo nominare anche durante i viaggi negli alberghi, va utilizzato con il siroppo d'acero. Io ci ho provato a prendere questi pancakes e ci ho provato a farli questi qui con la scatola Cameo. Vi devo dire che non sono niente male, anche se le ricette che vedo su internet sono tra virgolette semplici da fare, perché mi sembra che ci vuole farina, burro, zucchero, un po' di lievito, uova, latte. In teoria mi sembrano che siano questi gli ingredienti dei pancakes. Comunque qui dentro trovate una busta di farina già con tutti gli ingredienti e si devono aggiungere 2 uova e 200 ml di latte. In totale escono una decina di pancakes e qui sotto c'è scritto che se si vogliono fare 4-5 pancakes, fare a metà tutte le dosi. Ed eccoli qui apparsi i Nutella Biscuits, quelli che vi ho detto prima che a confronto di pan di stella questi perdono in qualità di gusto. E comunque questa è una confezione di Nutella Biscuits, a parte che non so se siano un'edizione limitata o cosa, perché vi dico che a parte il primo boom che si faceva fatica ma più o meno li riuscivo a trovarli, adesso è un periodo che non li vedo più. Un'altra cremina, questa è crema di zucchine e patate, sempre del marchio Consiglia, buona anche questa. Una sfizioneria di pizzoli, non erano, vi dico che assaggiandole non è che mi abbiano convinto molto come gusto, però c'era questo qui tipo purè, fatto a forma di faccina di topolino impanate. Anche queste qui le riscaldavo in pentola a fuoco lento, però vi devo dire che proprio come gusto non mi hanno molto convinte, diciamo che non ho intenzione di riprenderle. Ancora con prodotti natalizi, di solito questo panforte lo si trova nel periodo natalizio e questo qui è la confezione che si chiama Margherita, che ha dentro mandorle intere, scorze d'arance, melone e cedro canditi. Mi piace anche questo qui, ce n'è un'altra versione mi sembra, che è scritto delicato e sia più agrumato, però entrambi, e poi aspettate, ci sono 3 versioni di solito che viene venduto, che io qui lo trovo, c'è questo, quello con più agrumi e un altro fichi e noci. Queste sono le 3 versioni che questo Natale sono riuscita a recuperare qui in negozio e vi devo dire che tutte e 3 le versioni mi piacciono, sono di questo marchio Sapori. Le patatine Eldorado Amica Chips, queste qui all'olio d'oliva, queste qui le compro e le ricompro, non le mangio sempre perché mettete che una confezione venga aperta una volta al mese,
però guardo sempre che ci sia una confezione di patatine perché sono snack che prima o dopo va utilizzato, e anche queste qui buone. Passiamo ai granetti bibanesi. Questi qui sono stirati a mano, sono delle forme che vedete qui, e anche questi qui sono buoni. Di questi bibanesi, beh, questo è l'olio extravergine di oliva. L'altro giorno ne ho preso una confezione anche al faro e quinoa, e vi devo dire che sono buoni, sono croccanti al punto giusto, saporiti, per cui mi trovo bene a prendere anche questi qui. Come sostituto del pane non sono niente male. Un'altra sfizioneria presa già pronta. Di questo marchio Zerbinati ho preso la polenta gorgonzola. Allora, da come che la vedete qui morbida cremosa, io per farla diventare così ci ho dovuto aggiungere dell'acqua, perché quando l'ho tirata fuori dalla confezione era consistente, potevo farla anche, tagliarla a fette e farla alla griglia. Però nella mia testa era rimasta presente questa idea, per cui ci ho aggiunto dell'acqua e sono riuscita a portarla a questa consistenza. Come gusto niente male, è stata una fizioneria, una prova di provare a prendere la polenta già pronta. Un'altra zuppa un po' meno piacevole, questa qui è zuppa trentina. Questi sono tutti gli ingredienti che si trovano qui dentro, c'è scritto che ci sono funghi champignon, orzo, fagioli, come si possono anche notare, ma vi devo dire che ha un gusto un po' piccantino, particolare, che sinceramente non è che mi piaccia molto. Diciamo che questa è una di quelle zuppe che tenderei, è del marchio Naturello, e vi devo dire che questa zuppa, no, se me ne ricordo, perché delle volte poi me ne dimentico, però questa qui guarderò di non riacquistarla. Altre due confezioni di pasta assaggiata, una De Cecco e una Voiello. Vi devo dire che, a parte la sgambero che vi ho fatto vedere prima, che quella mi è super piaciuta, queste due, se dovessi farci una classifica, metterei prima la De Cecco e poi la Voiello, però tutto per un gusto personale. Comunque ho finito anche queste due confezioni di pasta. Queste barrette della Kellogg's sono alla mandorla e frutta, e vi devo dire che non sono niente male. Le ho anche riprese, e di solito di queste barrette prendo sempre qualcosa che abbia una base cioccolosa. Queste qua sono state le mie prime barrette che ho preso, che non hanno nessuna base cioccolosa, però vi devo dire che sono buone e le ho anche riprese. Un altro prodotto sempre preso in quel negozio di surgelati di questo marchio Boco, ho preso il fricco friulano già pronto, basta solo scaldarlo, ed è fatto di formaggio e patate, e vi devo dire che anche questo non è niente male, a parte che potrei farlo anch'io, perché di per sé si prendono un misto di formaggi mezzani e si sciolgono e si mettono le patate cotte naturalmente. In teoria si dovrebbe, questo più o meno, prendetemi con le pinze come vi sto dicendo la ricetta, ma più o meno è così che è composto questo prodotto. Io l'ho preso già pronto, basta scaldarlo, e anche questo qui è buono. Questa confezione di ravioli ai funghi e morlacco, niente male, sono buoni anche questi, e sono del marchio, vorrei dirvi il marchio, però no, cioè ho tenuto questa confezione di cartone che adesso non riesco più a recuperare di che marchio che siano stati. Di qualche marchio saranno stati, comunque erano ravioli con funghi e morlacco, vi devo dire che erano buoni. Un'altra dolcezza sono stati questi crispy in edizione, dovrebbe essere stata un'edizione a limited edition, è scritto qui, al gusto di fiori di sambuco e lime. Anche questi qui niente male, spero anche che li rifacciano perché mi sono anche piaciuti. Di solito c'è scritto anche da qualche parte, mi sembra che vanno tenuti anche in frigo, e vi devo dire che sono buoni come dolci. Un'altra confezione presa nel negozio di surgelati sono questa pizza nuggets del panificio Cremona Italia. Vi devo dire che non mi sono molto piaciuti, praticamente erano fatti come li vedete qui. C'era questo tipo di pasta di pizza
con all'interno pomodoro e mozzarella e origano, e vi devo dire personalmente non mi sono piaciuti. Anche questi qui li ho scaldati in pentola come ho fatto nei precedenti a fuoco lento, ma questi no, questi non mi sono piaciuti, non avevano un gusto di pizza buono, avevano un gusto che non mi è molto piaciuto. Per quanto riguarda le zuppe, qui di Dimmi di Sì ho la zuppa fresca con cannellini e broccoli, buona anche questa sì è buona. Non so se questi cioccolatini esistano ancora, sono del marchio Perugina, io li avevo presi appena avevo visto la pubblicità per televisione. Questo giorno ero andata al supermercato, li ho visti e li ho presi, ma vi devo dire personalmente non mi sono molto piaciuti. Ho preso questa confezione che c'erano tutte e quattro le possibilità di avere questo gusto, praticamente uno è nocciola tostata, uno è caramello salato, uno è semi di cacao, uno è arancia intensa. Praticamente hanno il cuore morbido e croccante all'esterno, ma sinceramente non mi sono molto piaciuti, e anche questi se li rivedessi non li ricomprerei. Del stesso non marchio di tortelli che vi ho fatto vedere prima, vi faccio vedere i tortelli squaccherone crudo e rucola. Anche questi buoni, però come c'è il stesso discorso di prima, ho tenuto questa carta in cui non c'è scritto il marchio. Ed ecco qui un altro prodotto dolcetto finito, sono i Mikago, ogni tanto li prendo. Vi devo dire che questi bastoncini non sono niente male, ogni tanto ci sono 2 o 3 versioni, perché mi sembra che ci siano quelli al cioccolato al latte, quelli fondenti e anche quelli con la granella di nocciole, se non ricordo male. Comunque ogni tanto li prendo e vanno mangiati. Un'altra zuppetta del marchio Naturello, questo qui è una semplice passata di verdure, e vi devo dire che anche questa qui è fatta bene. Per quanto riguarda il tè, ho preso questo tè di questo marchio MLESNA che è scritto qui, e all'arancia e cannella, e vi devo dire che non è niente male, fatto bene anche questo tè. Ok, vi ho fatto vedere un po' di cibo finito e ci vediamo al prossimo video, ciao!